La neopromossa in B2 vola in vetta alla classifica, non solo, ma riesce a consolidare un vero e proprio record, un anno tondo di imbattibilità casalinga. Il fortino di Castelfranco rimane inviolato. Ieri big match tra Giorgione e San Donà. La squadra di casa si porta a casa la vittoria per 3-2 dopo una partita giocata punto su punto. È stata una bellissima vittoria di squadra, soprattutto perché dopo 2 set non andati particolarmente bene, siamo riuscite a rimontare e a portare a casa il terzo, il quarto e il quinto set. Non solo, ma ieri record anche per gli spettatori, un palazzetto pieno che ha applaudito non solo alla vittoria della capolista, ma anche al compleanno di vittorie consecutive in casa. Ma c'è di più, se scorriamo all'indietro il calendario, negli ultimi 24 mesi la prima squadra del Giorgione ha ceduto in casa soltanto 12 set. Ora pausa di Natale, la B2 del Giorgione, allenata da Paolo Carotta, scenderà in campo il 14 gennaio. Auguri di buon Natale a tutti ed è stato bellissimo vedere il palazzetto pieno stasera e davvero tanto seguita qui la pallavolo a Castelfranco e sono contentissima perché dal mini volley all'Under 18 è molto bello vedere tutte le bambine che vengono a seguirci. Fra l'altro, sabato anche l'Under 18 del Giorgione, guidata da Enrico Cremasco, ha chiuso la prima parte del campionato in vetta alla classifica.